Questo governo ha molte lacune, ne ha convinto l'ex ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, che ha deciso di lasciare il PD proprio quando c'è stata l'alleanza con i 5 Stelle. Io agli elettori, anche qui in Veneto, avevo detto, insieme a tanti altri per la verità nel PD, mai con i 5 Stelle, perché i 5 Stelle hanno valori completamente diversi dai miei, sono contro la crescita, sono contro le infrastrutture, sono contro la scienza e dunque per me tener fede alla parola data agli elettori è fondamentale. Secondo Calenda, questo governo non farà molta strada. Molto confuso, in realtà è un governo dove la guida dei 5 Stelle appare molto netta, anche perché c'è un Presidente del Consiglio che è lo stesso dell'altra volta. Questo è uno dei pochi casi nella storia in cui tu hai un governo che si dice nato per la discontinuità, ma il Presidente del Consiglio è lo stesso e dovrebbe essere discontinuo rispetto a se stesso. Poi è un governo molto confuso, ha confermato tutti i provvedimenti del precedente governo, sta ancora baloccandosi con l'idea di nazionalizzare l'Italia, che vuol dire buttare altri miliardi, ne abbiamo già spesi 10, è un governo di cui non condivido quasi nulla. Ecco perché ha deciso di correre da solo. La politica italiana è fatta molto di promesse e poco del foglio del come, forse perché nessuno ha mai lavorato fuori dal mondo della politica. Ecco, la mia idea è costruire una forza politica che abbia questo al suo centro, spiegare come si fanno le cose, dove si trovano i soldi, in che modo le fai funzionare, perché altrimenti sono tutte chiacchiere. Quello che sto cercando di fare è mobilitare l'Italia seria e non prendere un pezzo di parlamentari di qua e di là, perché sennò cambiano le sigle ma le persone sono sempre le stesse. Calenda esprime parere positivo sull'autonomia del Veneto, anche se con qualche appunto. Io sono favorevole con delle differenze rispetto a Zaia, non sono favorevole sulla scuola per esempio, penso che la scuola debba essere uguale dappertutto. Sono favorevole all'autonomia secondo un principio di buonsenso, se le persone che governano bene, esattamente come facciamo con un figlio o un collaboratore, è giusto dargli più delega, però bisogna anche levare delega a chi governa male. Per esempio la Calabria oggi ha la sanità che è completamente fuori controllo, non la può più gestire da solo.